Oh, ci siamo, raga. Ho saluto la comandante veneziana. Arrivo subito che sistemo una cosa. Arrivo subitissimo. Eccoci qua, eccoci qua. Allora, aspetta. Andiamo a prenderci la coppa. No, andiamo a prendere il video anche sul tablet così posso salutare i pazzoidi. Siamo già in 17, bene, bene, bene. Ok, allora. Adesso trovare un attimo solo, raga. Eccoci qua. Eccoci qua. Ciao Leonardo, ciao Giulio, ciao Manic, ciao Lotus, ciao Alice Beck, ciao Launceri, ciao Francesco, The Light Gamer, Narco, Tommaso, Benedetto, Polema, me lo godo. Domani esce il video, Benedetto Ruffino con il Fantacalcio, ciao Vittorio Cavazzi, Francesco Sidotti, Davide Frigerio e sono stato tutti, perfetto. Bene, bene, bene. Siamo qua ragazzi, ci facciamo un po' qualche viaggetto, usiamo prima il Renault, poi passiamo al DAF, che ho voglia di DAF. Ormai Eurotrack penso che lo porterò solo in diretta, sinceramente. Ciao Cristian Marino, ciao Roberto Guzzo, ciao Davide Ferrari, ciao Slevin. La sfida è stata interessante, è stata una giornata un po' piatta, Giornata un po' piatta, domani esce il video alle 18, solito, forse anche prima, vediamo. È un fantacalcio iper combattuto. Ciao Alex LOL. Diciamo che mi ha salvato, se così posso dire, il fatto che il mio avversario, perché è così che si chiama, bisogna essere freddi con gli avversari del fantacalcio, ha giocato con un uomo in meno. Sì, lo consiglio a Fly Simulator. Ah, ciao Terence, ciao bello. Lo so, Alice Beck, lo so, ma tu sei solo un avversario in questo momento. Lo so che sei tu. Vabbè, ragazzi, tra poco esce anche FIFA, non vedo l'ora, o FOFA per gli amici. Cominciamo anche là con la stagione col Venezia. E tra poco partiamo, ragazzi. Allora, lavoro. E ragazzi, se crash, robe così, viene fuori una cosa, non preoccupatevi, dopo ritorno, ecco, quindi non ve lo spiego che può succedere, se lo track tutte le mod. Mi sta chiamando qualcuno? No, perché se mi chiamano sempre nelle dirette non va bene. Sì, lo fanno per PC e attenzione se qualcuno c'è su Pro Club per PC, volentieri, Siamo a Bordeaux. Siamo a Bordeaux. Dopo usiamo il DAF. Vediamo di fare un... Vediamo se riusciamo a prendere un'altra città magari della France. Strasburgo, ma... Strasburgo... Ok. C'è una un po' più vicina magari. Questa è lontana. Lione, ma Lione l'ho già... Marsiglia lo stesso. Nantes. Anche. Allora, devo andare... Vediamo. Reims, Roshoff, che questa l'ho già... Allora... Interlagos un po' buggata, sì. Ciao Loris De Simone. Scusate, sto un attimo scegliendo la... Ciao Strasburgo, ancora non l'ho presa, mi sembra. Aspetta, no, Strasburgo. Allora andiamo... Bordeaux-Strasburgo, pavimenti per esterni. Ok. Va bene, va abbastanza bene, dai. Oddio, sta un attimo caricando. Ok, il nostro camioncino iperfigo, siamo col Cytec Panel. E sappiamo che di solito sto gioco ha un po' di problemi quando lo registro di lag come FPS, però cerchiamo di fare un bel po' di incidenti, che so che amate sta cosa.
Vestiboli in arrivo sono col volante, il panel sci-tech, un po' di tutto per godere al meglio del... Non gioco a Formula 1 col volante o a Project Car perché sennò faccio cagare ancora di più di quello che già faccio. Il puttanone qua che spompina c'è. Ok. Vai che andiamo. Petulla, il Petulla, signori, il Petulla, uno degli uomini più controversi del genere umano, grande Vincenzone Petulla. Ok. Riesco più a mettere la mod quella di LED colorati, mi crash, fanculo. Ho il driver, Living Force, G-cazzo. Occhio, mi devo buttare, sorpasso incredibile. Un sorpasso quasi indegno. E se ogni tanto ci sarà qualche like, pazienza. Quando vado in live è così su sto gioco, purtroppo. Devo andare a prendere il carico. Cioè, però il Renault rifatto Formula 1 2005-2006 me lo godo troppo. Ciao Darkstar. Ragazzi, novità per il fantacalcio che spiegherò nel prossimo video. Praticamente ci sarà anche la Champions League e l'Europa League, ma aggiorno tutto domani nel video. Quindi nel girone di ritorno prevedo veramente cose incredibili. Comunque un applauso al buon Poleiman, che è uno dei più porchi. Questa giornata qua è stato un porco. Ora non voglio dire altro, non voglio spoilerare troppo, ma mi ha fatto schifo Poleiman in questa giornata. Proprio uno dei porchi più porchi della storia. Va. Ciao Alessandro Ferrari, ciao, aspetta un attimo che non capisco. Brianzolo Gamer, sì, farò incidenti a sbrega. Ciao TL98. Vara per guardare le chat. Sì, ho parecchie mod su Eurocazzo. Dai. Veloce, siamo 26, grazie a tutti. Sono velocità impossibili. No, Poleiman, sei un porco. Sei uno dei più porchi, c'è poco da fare. Ma come siamo messi la benzina? Aspetta. Ok, ancora 600 km, abbiamo l'autonomia. 930 km sto camion, è veramente giovanissimo. Ok. Stiamo pompando a sbrega, Vari Tom Cruise Control. Ciao DJ Haromic. Ciao Nicolò Recalcati, un altro boss. Cioè guardate la bellezza però di sti camion, cioè lo stile vara sta qua ragazzi, sta qua. Modalità pippe on. Sì, continuo pro cycling, che andavo a giocare a Formula 1 in questo periodo, proprio sono un Formula 1 dipendente. Non voglio spoilerare troppo, però posso solo dire che Poleiman ha fatto schifo e capirete domani, insomma. Sì, certo che c'è Sponge, cazzo. Ho messo tutte le DLC, cioè le robe, gli aggiornamenti, c'è anche la lucetta rossa così non è buio. Tanto gli autisti prendono soldi, questo è importante. Merda, troppo veloce, cominciamo subito male. Mamma mia. Ma spiegatemi questo DLC come parlano quelli bravi, cioè cos'è, le Olimpiadi oppure mettono robe a cazzo? Perché ora sì che la faccio, sapete che il Kuma è il The King of Olympics Game in inglese puro. Apicella, un altro bomber della Sud, Api, ciao Api. Il mitico Api, un uomo che ha scritto altre pagine indimenticabili in questo canale. Ragazzi, ho un'altra cosa che vorrei fare perché ho un periodo che ho voglia, che altro che merda. Un campionatino online su F1, qualcuno è disponibile? Voglio capirla sta roba. Aspetta un attimo. Qua abbiamo tutto, ok, che dopo ce lo voglio vedere un attimo esterno in tutto il suo splendore. Guarda che figo. Ciao. Ok, ciao fanali. 3 discipline.
Ma ci sono tutte, ma vabbè, devo guardare un attimo. Beh, Alpin Ski Racing ha fatto la storia del canale, ragazzi. Sai, i miei giochi di nicchia hanno fatto la storia, cazzo. Io per guardare la chat vado dritto, vado storto. Va bene comunque. Come si dice, fluidità, tutto perfetto. Io per adesso non ho problemi. Ciao Alberto Mirani, un altro bomber. Accendo un attimo le bagnate e vedo un cazzo. In viaggio con il cuore. Ok, siamo arrivati. Ho appena la connessione nuova, ho 80 mega al secondo e 20 di upload, quindi non forse proprio è proprio YouTube che fa cagare, cioè, i video li carico in 3 minuti adesso. Ok, invio audio, gioco un po' alto. Ok, andiamo a Strasburgo a trombare. Si va a Strasburgo a trovare cazzo del carico. Sarà di qua? Sarà di là? E che ne so, Ma è qua o no? Ok. Usiamo questo e poi andiamo di DAF. Ok. Boh. Ma le mod con GP4 ormai mi crasha continuamente, purtroppo. Audio mi crasha completamente. Ok, forse ci siamo adesso. Vai. Siamo salvataggio automatico. Ok, allora vediamo un attimo. Col SciTech Panel godi però. Devo portarlo entro mercoledì alle 15, perfetto. 20 tonnellate su 1000 km. È un bel viaggetto, cazzo. È vero, sì, andiamo a Strasburgo a fare... Mamma mia, per danni. Qua non c'è nessuno perché è un posto un po' malfamato della società francese. Ok, vediamo se questo è un salvataggio rapido. Ok, perfetto. Bene che sei di Padova, sei vicino al Cume. Allora sei vicino al Cume e sei felice. Ciao Matteo Rossetti. Purtroppo il GP4 è andato ormai. Purtroppo è così. È un gran gioco. Mamma mia che lenti che siamo con sto robo però. Arriviamo domani, arriviamo. Ciao Mario Pelle. Un po' di gente c'è però dai, dato che ormai le live purtroppo ne ho fatte poche nell'ultimo periodo, sono anche contento. Ragazzi, PS18 sto aspettando delle patch decenti perché ancora non è uscito niente. Se Paul mangiava l'informarsi perché Paul è un po' il re delle patch. Paul sta alle patch come Tori sta ai pacchi. Cioè non vedo un cazzo però finché non c'è nessuno avrò gli abbagliati. Sì, sono sotto Trieste. Mamma mia, è pesantissimo, fioi. Catroia. Scusa. Ok. Sì, GT lo compro. Poi a Natale mi prenderò anche l'Xbox X là, così faccio questa cosa, la collezione di console. Gigi Palla. Signori, c'è Gigi Palla. Dove c'è Gigi? C'è Cat. Andiamo con gli abbagliati. Devo anche dormire tra poco, E fare anche la benza. Faccio tutto su una volta così sono a posto. Direzione Bordeaux. Mi piace il camion con questi accessori.
No, mi basta una... No, vabbè, Paul, no, tanto per provare il gioco mi basterebbe, diciamo, tutta la Premier, tutta la Serie B. Vabbè, la Francia c'è già tutta, l'Italia, più la Serie B con loghi e kit del Venezia, Bundesliga, Portogallo, che le squadre, che le altre... Che le Europa... nelle altre squadre europee ci siano, insomma, quelle della Champions League, ecco, dopo il Giappone, che la là per il momento non è un problema. Aspetta, che vaffanculo, mi è partita la chat. Scusate un attimo, è partita la chat, la pace, sì, ciao. Ma quella zoccola. Ragazzi, non posso leggere i vostri commenti. One moment, please, one moment. Sì, ma così non arriviamo più, però, Fioi, cioè, vi prego. Eccoci qua, siamo tornati. Multiplayer non ho mai provato. Sono stanco, lo so. Dai, comincia a pompare un po', vecchio, perché sennò non arriviamo più. Va il coglione, va. Va cagare. No, radio. No, cazzo. Ho aperto quello della radio, ma porca puttana. Aspetta, dov'era? Dove cazzo era? Allora, stop. Ok, scusate ragazzi. Ma va cagare. SpongeBob domina. Radio Kiss Kiss. Ah, Dio mio. Adesso vediamo. Allora, tra un po'... non ho dove dormire. Vabbè, cazzi miei. Ciao Riccardo Verdi. Ok. Adesso appena posso vado di Tom Cruise. Qua partiva il copycat, sì. La. Ragazzi, qualcuno ha FIFA per PC? Lo prende per PC, FIFA 18, io chiedo. Ciao Federico di Svezia, grande Fede. Che bello, stanno iscrivendo al canale tanti personaggi importanti. Ciao Regio. Ma è qua il tele, cazzo, non mi ricordo più. Sì. Adesso vado a dormire anche. Sì, ma ho sbagliato, devo mettermi più a destra, porca troia. Manovra illegale in 10 stati, figlio. Ok. No, ma che cazzo, col site che non mi dico. Ho tolto via il robo, che grande che sono. Ok, vai. Sì, è stupendo sì, Italia lo compro subito. Intanto c'ho l'Italia fatta, sì, da loro, ma devo prenderò quella originale. Ma multiplayer dovete spiegarmi come si scarica. Guardatelo, il camioncino iperfiero col puttanone in seguito. Vai, al seguito. Paul, perfetto. Allora, Paul, se vuoi, ci siamo già io e il Bod in squadra. Se vuoi venire a fare il Pro Club, però ti vogliamo, cioè, se non vedi ogni sera mi incazzo. E giochiamo. Cosa dici, Paul? Hai piacere di stare con noi e affrontare FIFA in Pro Club con i dominatori sexy? Ha piacere, dottor Paul? Oh, chi vuole venire può venire, eh? Però PC sto anno. Ciao Fabio Primofiore. Sì, ma ragazzi, Trax Map, ma cioè, mi togli via la carriera offline, devo togliere le mod. No, non parliamo di Milan perché ieri ero incazzato nero, grazie. Perfetto, Paul. Allora Paul si candida a ruolo sul Pro Club, bene. Quindi dopo ci sentiamo, se su Origin, so se siamo già amici, non mi ricordo più un cazzo. Però sono Doge Veneziano 88, allora chi vuole aggiungermi e che a FIFA
su Origin, Doge Veneziano 88. Poi chi vuole seguirmi su Instagram per i vaneggi reali, commenda, non mi ricordo più l'account, commenda _veneziano. E ecco. Grande Italo Busetti. Milan merda, no, non stai di queste robe. Con le palle girate. Cagare. Montella c'ha un po' di giocatore, Silva, che secondo me può esplodere in maniera devastante, mette in campo quel coglione di croato di merda. Lo odio, Kalinic, madonna, brutto come la merda. Ok. Lo so, sono un po' pezzo di merda, lo so. È la mia caratteristica, l'ho sempre stata, Luca. Ed è questo che mi rende speciale, essere pezzo di merda. Ciao Federico Brei. Cosa come? Posso giocare dall'1 al 2. Vabbè, perfetto, perfetto pure. Viva Venezia. Ok. Andiamo di Tom Cruise. Ma Kalinic a me non piace proprio. Uno che fa 15 gol non è un bomber deve fare almeno 21-22 per essere considerato tale. Per il multi posso disattivare le mod, vabbè. Proverò allora, Fioi, proverò. No, ma la faccio la carriera col Venezia su FIFA, assolutamente. Anche se seguono 3 persone la faccio. Ciao Marchisio. Ricordo sempre, se c'è qualcuno che vuole giocare a Pro Club su PC, mi può contattare. Belotti magari. Però Belotti non li vale quei soldi, mi dispiace. Quel coglione. No, va Vardio. Purtroppo Kai è una testa di cazzo, con una testa di cazzo, è così. Lo so, però non puoi andare con quell'approccio, non puoi andare a Genova così. Cioè, fai una figura di merda, cioè c'è poco da fare. Vedi, guarda che l'Inter sta faticando, è la squadra che c'era di più alla fine, però intanto alle palle segna. E ha già parecchi punti più di noi, visto che noi lottiamo con Inter per la Champions, perché sarà Juve-Napoli sicure. E dopo tra Roma, Milan, Inter e forse Lazio ce la giochiamo per il terzo quarto posto. Le 2 squadre stanno fuori. In questo momento vedo, bisogna vedere ancora presto, però non è un bel inizio sicuramente. Vabbè, ok, adesso cercherò di capire sta cosa del multiplayer. No, l'unico allenatore che fa la differenza per certi versi, forse che più di giocatori, è Antonio. Antonio Conte sarebbe il top, però difficilmente passa da Chelsea a Milan, sarebbe un sogno. Ok, Emanuele. Pro Cycling. Lo scontro con Quintana è bellissimo. Lo so, sono in riserva. Però non ho benzina, Fiori. Speriamo bene, se no sono inculato. Abbiamo 140, autonomia per 147 km. Ai. Ciao Alessandro Albertini. So De Buran, grande Buraneo. Ma sono senza benzina, fai puttana miseria. E Aubameyang è stata una presa per il culo. Aubameyang non è mai stato vicino a noi, ragazzi, secondo me. Vara, sto qua. Beh, per me ha sbagliato Vettel, perché uno che lotta per il mondiale, cazzo, anche se perdi una posizione vaffanculo, sei comunque davanti a Hamilton, non puoi rischiarla così. Mi ha proprio deluso Vettel, a me non è mai piaciuto Vettel, però ha vinto 4 titoli coi bipitari, quando non c'erano avversari. Però vabbè, insomma, io proprio Vettel non lo sopporto, come non piace neanche Raikkonen, cioè, proprio sono 2 più. Uno Raikkonen che non ride neanche se dimostri il culo. E Vettel che è molto sopravvalutato, secondo me. È vero che hai vinto 4 mondiali, bisogna vedere come li hai vinti, in che era li hai vinti. Mi dispiace, cioè, ma io la vedo così. Porca puttana, siamo nella merda.
Ah, non lo so, finché faccio la live, finché ho voglia. Penso di fare questo viaggio, poi prendere il DAF e spararmene un altro in tranquillità nordica proprio. Però se non ho la benzina, sarà duretta, eh? Autonomia per 100 km. Ma guarda che sfiga, oh. Puttana miseria. No, 2 Alonso sì, no, 3 non so, 2 sì però. Forza Padova. Un Padova un po' bizzarro. Oh, vai. Ah, aspetta, il puttanone è salito di livello. Allora, secondo me adesso qua posso fare sta roba. Zaneta. Allora, Zaneta, sì, infatti. Togliamo il lungo raggio, mettiamo bilanciato. Ok. Perfetto. Ciao. Sì, ci sarà anche su FX, su Flight Simulator, assolutamente, solo che ho bisogno di più tempo. Sì, la carriera la faccio con il Venice. E non c'è benzina. Sì, c'è la benzina, ce la fra 6.000 km. Auguri, fioi. Porca puttana. Cioè, che prenderei in Ferrari, ma prenderei anche giovani, che sboro, cioè... non lo so, è difficile da fare una valutazione, cioè... io adesso sono troppo ammaliato dalla Pantera, fioi, cioè, io amo la Pantera, sono un Pantera rosa, quindi io Con mi piace un casino. Potremmo fare Ricciardo o Con, la strana coppia. Chi se ne frega, c'è tanto la Formula 1 mondiale, 95% macchina, 5 pilota, quindi... purtroppo è così. Era Alfonso, poveretto, che è il più forte di tutti quanti ancora, Alfonso, però ha una macchina che è una merda biblica. Sì, ce l'ho in culo ormai, siamo a 71 km di autonomia. Maldonado Palmer. No, Chilton Mazzacane. Beh, Mazzacane è stato il mio idolo per anni, ragazzi. Il piccolo Gaston. Ragazzi, io sulla carriera con Formula 1 sono già alla seconda stagione. Ma non vi spoilerò niente. So solo che veramente sto nerdando F1 come un porco lodro. 60 km alla fine. Va bene. No, la benzina non c'è. No, dai, fiori, sta benzina. Sono online da mezz'oretta forse. Oh, Umberto Guccioni. Il buono Guccioni. Oh, se ce la facciamo, yes! Box, box, box. Meno male. Comunque se il DLC della Francia è fatto bene, non oso pensare a quello dell'Italia. Sopra, ma che cazzo? Ecco, ma oddio, un momento di panico perché avendo la patente non mi refo, ma ecco, è una perché ho messo le compagnie reali, ma esiste, ecco, scusate, vaneggio come indiano. Esiste, ecco. Ok. Che culo. I colli razzisti sono sempre sbagliati. Ciao Alessandro Lucido. Carichiamo a cannone. Sì, anche lo tendo con ansia. No, come vedi, non esiste, ecco. Allora, ma perché? È strano, però io ho tutti di solito. Oddio. Io di solito ho tutte quante le robe originali, non capisco perché. Boh, va. Vaneggi. Ce l'avevo fatta comunque a manco, ma... Bello però la stazione così, mi piace un casinus. Sì, sembra praticamente cioè, un percorso tecnico-tattico, però... Poi ho scaricato da Steam il Real Gas Station, cioè... Infatti in tanti posti è originale.
Anzi, vi faccio vedere una cosa, che magari voi ne sapete anche più del sottoscritto. Salviamo un attimo. Mi faccio così, magari mi aiutate. Un secondo, un secondo. Allora. La schiena come va? Insomma, domani vado dallo specialista. Allora, allora ho scaricato, vabbè, Magnum per la livrea della Renault. Gomme reali e c'è. Siga, il trailer non lo vedo, però vedo quello della Volvo per il camion. Le compagnie reali la vedo, i brand reali ci sono. Questo non mi va più e non capisco perché quello dei mod colorati, vi prego aiutatemi. Italmap va. Questi sono sempre dell'Italmap, non mi ricordo cazzo vuol dire. L'Iveco vecchio va, Real Graphics va, Megapack accessori va, poi il sound va, il trailer pack va e le gas station ci sono. Quindi ragazzi spiegatemi che cazzo succede. Se potete aiutarmi, ma ne fate un favore, io intanto leggo un attimo i messaggi ragazzi. Vediamo un attimo. Qualcuno scrive qualcosa. Non ci capisco un cazzo, bene. Nessuno si capisce un cazzo. Benissimo, possiamo anche uscire allora. Bene, molto bene. Sono quelle cose della vita che mi fanno capire che il mondo è meraviglioso. Ok, infatti solo in Francia sto problema. Bravissimo, bravissimo Romano Giangrosso. Perché proprio in Francia ho il problema. Bravo vecchio, bravo. Quindi che cazzo cosa fa? E anche la mod, quella dei neo. Non capisco perché non riesco più a fare un cazzo con i neon colorati e mi crash. Zaccardo Nagatomo, gioco in 10. Sidoti, la parola di Sidoti è legge. È sempre colpa dei francesi. Se ci mettiamo 2 ore per riprendere velocità, puttana miseria. Ciao Mattia Coti. Sì, la vergogna padovana che secondo me, vabbè non voglio spoilerare niente, però vabbè. Comunque il fantacalcio mi sta gasando, ci sarà Champions Europa League nel giorno di ritorno. Le prime 4, un piccolo spoiler, le prime 4 volano nell'Europa che conta della Champions, con un mini campionato di 19 partite. E le ultime 4 vanno in Europa League. E vince solo la prima, chiaramente. E comincia l'Albo d'Oro come indiano. E questo, ma che cazzo è questo? Mai visto sto ponte, che figo. Bello. Bravi. MotoGP non lo so, perché non so, mi ha proprio non proprio vuole giocare. Sì, questo fantacalcio fa già godere, il prossimo anno speriamo di essere anche in di più, però... ecco, io spero che di voi dovete rimanere tutti per i prossimi anni, perché voglio creare veramente l'egemonia. Solo che c'è il Bode che sta spaccando i coglioni, c'è il Bode, rompe il cazzo, con il suo immobile di merda che fa 100.000 gol. No, non lo faccio il viaggio, lo fanno tutti, lascio fare a chi è più bravo, mi hanno rotto i coglioni. Cioè io che cazzo me ne frega a me del viaggio con The Hunter, ma che cazzo c'hai coglioni di merda, io voglio fare il viaggio con me. Cioè, cosa me ne frega di fare la storia di qualcun altro, io voglio fare la mia storia, cioè, una cagata. Pietro Numitore mi piace. Ma ragazzi, guarda che il sito era il mio consiglio, ma io penso che i ragazzi che stanno, come si dice, giocando con me, nessuno ha pagato per il Fanta, perché alla fine mettendo i video vedono così i risultati, quindi non era obbligatorio pagare, anzi, cioè, assolutamente. È un Renault questo.
No, allora su FIFA faccio la carriera col Venezia, su PES faccio diventa un mito. Sempre Venezia, penso devo sfruttarlo. Solo che Poleman ancora non ha trovato pace decenti. Il Poleman mi sta gasando un po' troppo il buon pool. Cos'è successo? C'era un incidente, un qualcosa di curioso. Comunque non so il perché, ma quando faccio la live l'Eurotrack è un po' più pesante. Di poco, ma un po' più pesante. Vai. Poleman, trova sta pace, buon Paul, non fare il porco lodro. Condividi se sei indignato. Comunque ormai, visto che il tubo è sempre più in caduta libera, almeno per me, nel senso, cioè mi sembra che anche i super big sono, diciamo, con meno viso rispetto a un tempo. Per fortuna che l'ho sempre fatto per fare due ciaccole con voi, ma ormai anche la moda del tubo è andata. Va bene Paul, il buon Paul. Che ne pensi dell'iPhone X? Io odio l'iPhone, quindi sono l'S8 adesso. L'unica cosa che mi piace dell'Apple è l'iPod, che quello l'ho sempre preso, ma per il resto proprio zero assoluto. I computer poi lasciamo perdere, cioè solo per chi fa grafica, ok, ma spendere 2000 euro per una scheda grafica del 15-18 anche no, grazie. Salviamo. Ma quanto sto pagando di tele, cazzo? Mancano ancora 600 fottute 30 km. Sì. Altri 77 euro che se ne vanno. Ciao Stefano Fernando. No, c'è Sper, c'è il buon Sper. Manca solo la nostra Tori Cazzo. Ciao Matteo Cardinale. Non lo so ragazzi, sono della seconda stagione, non so se sono rimasti in McLaren. Piccolo spoiler, nulla di più. Che ce frega del cileno, noi ci abbiamo tanti gol. Chiama Tori, ma vogliamo anche le patch. Ciao Terence, ci sentiamo e ci becchiamo per le gare con Mito. Così lo buttiamo fuori quel porco di Mito. Ma ho 20 tonnellate sul culo però, Con la Leotta, mamma mia. Comunque la Leotta sì, bella, però ne ho viste tante di più belle. Non capisco tutto sto clamore per la Leotta, cioè, sinceramente. Il puttanone è già qua, eccolo qua, bello come il sole di notte. No, ma Paul, devi crearla tu la pace. Non hai ancora capito Paul come funziona il mondo. Il mio manager non mi fa neanche le pace. Che tristezza. Bah, sono giochi diversi, c'è Eurotrack è più bello per delle cose, Fernbus per delle altre. Occio, Ma no, non è che dai, la Leotta è una bella cioè, nel senso, penso che la Leotta alla mia età e sembra mia madre, cioè nel senso, dai, ce ne sono di tante più belle assolutamente. Poi è una rifatta di merda, se la tira come una troia. Ma su Sky ce ne sono di molte più carine, secondo me.
Cioè, per esempio la San Giorgio mi fa un... mi ispira parecchio, sinceramente, anche più della Masolin, sinceramente. Sì, pesco. Ok, ok, siamo in rotta, cioè in rotta, sì, ciao, siamo in marcia. Abbiamo un'autonomia di 1017 km. Ciao Jack Pasticcio, il buon Pasticcio è tornato tra noi. Meglio la San Giorgio, meglio la San Giorgio. Madonna, sto camion è più lento di un... Mamma mia, è più lento di Montolivo da veloce. Siamo in rotta, che cazzata. Cosa ne pensi dell'esonero di Montella? È ancora presto, però solo per Conte, sinceramente. Commento sul Milan, ho le palle girate. Ai ai ai. Sì, beh, ma sono delle porcone, secondo me. Quelle non vedo l'ora di farsi sbattere da qualche pilota. Mamma mia, che porcellone che sono tutte e due. E poi vabbè c'è Valsecchi. Valsecchi secondo me è un bomber. Secondo me Valsecchi qualche piazzata gliela cazza, eh. Invece Villeneuve, per carità, non dico che sia gay, però vedo Valsecchi il vero bomber della Sud. Al Milan a gennaio non voglio nessuno, voglio solamente vincere almeno con la Sampdoria. Questo mi basterebbe, sarei già contento. Mamma mia, sto camion, ragazzi. Ora salvo, aspetta che... Oddio. Il fosso non è proprio simpatico. Sì, che ha fatto bene, cazzo. È un idolo, porca puttana. Ciao Gabriele Osvaldi. Speriamo. Io sono già ho già registrato Melbourne io della seconda stagione. Chissà cosa ha combinato il Super Cume. Sto camion va veramente ma più che altro il peso. Il camion arriva ai 140 da solo, ma che sporco, cioè col peso. Merda. Guarda. Ecco, mi ha fatto inchiodare sto coglione. Ma dove va? Ma dove vai, puttana di merda? Ciao Francesco 13. Dai ragazzi, dai, che qua vado dritto, me ne fotto. No, non posso andare dritto. Ci sono i lavori, figli. Vai, passa. Passa, pippone. Nel gioco dove siamo in Francia... cazzo sia. Sono in una stradina impossibile della Francia. Mamma mia, che veloci che siamo.
Ai ai ai. Ma porca puttana, ma perché mi ha fatto fare sta strada? Allungami i chilometri, ma non fammi fare sta strada di merda in salita. Ma Cristo santo. Arriviamo domani, arriviamo. Arriviamo alla Carrefour, care cazzo, bravo, bravo, bravo. Tornantini obesi, signori, tornantini della vita. Sì, sarebbero meglio i camion nazisti. Siamo nelle montagne francesi, siamo. Anche se non vedo le montagne, però sono i tornanti, non so che cazzo sia, ci sarà qualche montagna in giro. In realtà bellissimo il paesaggio, non dico di no. Ciao Flaviano. Questa strada è bastardissima. Fantastic job, sì. Un po' di discesa, cazzo, così prendo velocità perché... Cioè, veramente non arrivo più. In realtà bello, è molto nuovo, non ero mai passato di qua, molto bello. Questo è poco ma sicuro. Io di solito gioco Euro Truck con la mia playlist personale. Ok. No, NBA non penso. Dopo quell'anello vinto mi sono andato un po' in pensione da NBA. Come sta il puttanone? Bene. Perfetto. Ciao. Mamma mia. Forse il peggio è andato. Sì, adesso tra poco finiamo. Passiamo il pedaggio, l'ennesimo. Sì, sono contento del Venezia in B, però facciamo un po' fatica a segnare, purtroppo. Allora, sto cercando di guardare la chat, l'ho provato zigzag. Spero già 800 km, 60, madonna. Ok, rotonda. Perfetto, sono ancora a pedaggio della minchia. Vabbè, passami il link in privato su Facebook. Grazie, cavolo, Polema, ragazzi, uno degli uomini più belli del mondo. In tutte le sue... L'importante è che ci sia il Venezia, il kit Venezia, quello è l'importante. Sì, sicuro Dark Star, sicuro che prima o poi il frontale c'è. E un solo grido si alzerà, vai come la 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 la. Siamo lenti, siamo scarsi, dai Reno, vai un po' più forte. La lentezza di sto camion è disarmante. Cioè, che poi non è lento, è che so, i 20 tonnellate le sento. Ok. Grazie Mark. Il mitico Barrett, uno degli uomini più strani del mondo. Perché su F1 col volante non faccio niente, purtroppo. Però adesso devo fare anche una foto. Devo fare una foto per l'anteprima del video, perché voglio prendere da qua adesso. Appena troviamo una bella location, una bella luce, la facciamo. E Barrett c'è. Domani ci sarà il video di Fantacalcio al pomeriggio,
No, Suso, pensa che Suso io lo venderei per un attaccante forte. Io avrei risparmiato i 25 di Kalinic, più 40 di Suso e mi veniva Velotti o Aubameyang e ho ammazzato qualcuno. Vabbè. Perché il problema di Suso è che ti blocca, come si dice, avere solo modulo. Suso deve o impara a fare anche l'attaccante, o se no non possiamo sempre giocare con l'esterno, cioè, capisci? Io la vedo così. È un giocatore che sì, forte, ma non sono i giocatori da come, io sono per le punte, ragazzi, per le punte di peso, per i grandi attaccanti o per i grandi trequartisti. A me le ali ma i prendi flock. Di flock. Guarda che Paul ti squalifico dal fantacalcio e ti levo 10 punti, Ok. L'economico devo fare anche la foto. Sì, ma non è scarso, è forte, però ti blocca un solo modulo, non puoi giocare in altro modo con lui. Questo è il problema. Sì, Saga non è una bestia. Il mitico Apollo, ragazzi. No! No! Insomma, mi rallenta così, puttana. Cosa ne penso del GF VIP? Non penso che è meglio. Sono anche stanco, cazzo. Siamo anche stanchi. Tra poco facciamo anche la foto. Apriamo. Vai di fari. Salvataggio commentiamo. Salviamo. Cosa ne penso di Donato Inglese? Che è un pazzo. Però è simpatico, dai, alla fine. È un bel personaggio, nel senso ci sta. Ciao Davide Luzzi. Cosa ne penso di Asa Akira? Beh, sono stato insieme l'altro giorno, brava. Brava, molto brava di mano soprattutto. Sì, sono già un'oretta di live, cazzo, quasi, sto viaggio è lunghetto, è stato un viaggio lungo. Però d'altronde cerco di scoprire città nuove della Francia, perché sennò ha poco senso, ecco. Dopo ci prendiamo il nostro DAF e ci facciamo un altro viaggetto. 2 viaggi me li sparo. E Comic 89 su Pro Evolution. Ma come anche giocare a Pro senza la patch? Puttana miseria. Cosa ne pensi? Il bode, ragazzi. Il bode. Un solo bode si alzerà. Dai però, dai, adesso sta cominciando a spingere. Tom Cruise Control. Ma Sottile è troppo forte, ragazzi, onestamente. Fare dei video con Sottile, io li farei anche volentieri, però... Cioè, mi doppia 10 volte, purtroppo. Ok, va di Tom Cruise, per piacere non fate manovre strane, grazie. Sono molto stanco, ho capito che sono stanco. Ecco, adesso mi riposo. Che dov'è, oh? Dai, la prossima diretta la facciamo dirette solo track e fly, la prossima fly. Ok, niente, CCDLC francese non è ancora bravo, chi mi ha scritto quella roba là, bravo.
Ecco, forse ho anche sbagliato. Vaffanculo, aspetta un attimo. Dove cazzo è che si Ecco di là. Allora, quasi quasi facciamo la foto qua, la facciamo qua. Proprio in maniera ignorantissima. Ok. Perfetto. Togliamo le cose così. Vai. E facciamo un po'. Ecco, così è più bello. Perfetto. Ok. Dormiamo. Oh. Ecco, parcheggiato, eh. Vai. Però sai che in diretta è impossibile. Sì, hai ragione, Paul. Hai ragione, dottor Paul. No. Addio Cristo. Ok. Ok. Ciao mamma, sono in tifo. Sì, se volevo proprio camion bombardiere me lo godo, perché sinceramente... Ma mi sono riposato, ok, sì, perfetto. 5 di mattina. Tanto sono un attimo al telefono che non serve mai fare sta cosa. Ringrazio ancora il nostro Paul per la chat, sì, per la chat. Allora, vediamo, sono un attimo al telefono, scusate. Allora, va bene, mandiamo un messaggino alla fidanzata. Ok, ci sono, raga. Salviamo, vai. Cosa ne penso della Vignali? Ecco, alla Vignali sì che farei tante belle cosette. Hai ragione Paul, ha ragione Paul. Però questo è un guidare, diciamo, virtuale, dai, concedimelo. Ciao Umberto, ciao Umbertone. Ai ai ai, quanto manca? 233 km, siamo vicini alla meta di Strasburgo. Ok. Guarda, se trovo la patch, proviamo insieme, penso, facciamo una diretta insieme. Vediamo quella di Paul, solo che purtroppo ci vuole un po' per le patch complete. Questo è il grande limite di PS, che comunque l'ho provato, è bello. Grazie Paul Heyman, grazie Paul. Tu parli così, però se dopo ti procuro io la patata, è sicuro che vieni con me. Grazie, no, ormai carico poco, diciamo che lo stile cumendiano comunque, per vari motivi, sarà che comunque registro dal 2012, sarà che insomma ho 5 anni in più, successe tante cose nella mia vita più o meno belle, quindi ti portano un po' a cambiare. Se riguardi i video di una volta c'era un cume diverso, nel senso era un cume forse più dinamico, anche più bravo probabilmente a fare i video. Adesso onestamente è giusto così, ma sapete che gli iscritti non sono mai stati per me un problema. Vai, ma vaffanculo, passa! Ok. Ora sto sole quanto smadonna.
Tanto rompe le... Ho speso più di caselli che altro. Lo so, lo zoccolo duro me lo sono guadagnato e rimane sempre con me. Cioè, i video storici sono... Cioè, beh, quello di Worms che ti ho fatto vedere... Ora, Paul, se vuoi metterlo in chat, non so se si possa, mettilo pure, quello di Worms con la vocina è qualcosa di epico. Bravo Pippo. Oh, Pippo 22, mi piace Pippo 22. Quel video di Worms è epico. Viene ancora da ridere, madonna. Sì, se volete ricondividerlo, provate, perché è veramente qualcosa che va al di là. Dopo un video storico, cazzo. Cioè, sto pensando a quel video e viene da ridere. Pippo 22. C'è Pippo. C'è Pippo, c'è Paul, c'è Paul e c'è Pippo. Ai ai ai. Mamma mia, sono finito questo viaggio, Sto un attimo guardando qua il telefono, scusate. Perché ogni tanto bisogna anche... Peccato, peccato. Allora, non so come fare, però guardate il video di Worms. È qualcosa di epicus. Sì. Cos'è questo che ha il mio nome e cognome? Perché sto c'è... Questo è un mio omonimo, mi sembra un po' impossibile. Qualcuno si è creato, si è creato il mio nome e cognome. Occio. Occio, raga. Beh, i soprannomi del Cume hanno fatto la storia, No, beh, Rosy Binder, ragazzi. Cioè. Sono cose che solo il Cume può fare, anche se lo sapete, la mia, diciamo, serie che sono più orgoglioso delle Olimpiadi, cioè, ce ne sono anche altre, però quella è qualcosa che solo il Cume ha creato. Beh, ma se penso a Flight Simulator, prima dei miei video c'erano 3 video di Flight Simulator. Solo che purtroppo il giro del mondo, da una parte è stato quello che ha lanciato il Cume nel panorama mondiale dei cazzari. Però potevo farlo meglio, ho cazzeggiato anche troppo. Il malesiano di merda. La comedianità uno stile di vita, sì, assolutamente. La principessa, sì. Worms Armageddon. Dai, 90 km per sto viaggio che mi sta massacrando i maroni. Sì, sì, ma scusa Marco Ardetta, perché ti sei iscritto così? Grazie, vorrei saperlo, no? Perché chiedo il copyright, dopo cancello canale, spacco bottiglia, te lo dico. A parte gli scherzi, cioè. Non si può copiare il commenda, dai. MotoGP ha fatto la storia, sì, anche quello.
E MotoGP non lo cagava nessuno, ricordo. Sono le mie soddisfazioni, cazzo. Vabbè. Poleman si è innamorato di me dopo MotoGP, lo sapevo. Quel porcellone di Paul. No. No, magari, no, per carità, tanto ormai lo sanno tutti, però piuttosto di mettere il cognome potresti mettere io sono Comenda veneziano, questo dovresti mettere. O io sono il Comenda ufficiale, non lo so, metti una roba così, però così è più riconoscibile secondo me. Vaneggiala così. Vaneggiala così, vecchio mio, così ci facciamo due risate. Sì, il Doge veneziano dove non parlavo, è vero, madonna. Sì. Dove ho imparato a giocare? Non ho imparato a giocare a Flight Simulator, quindi non ho mai imparato, gioco un po' così alla cazzo. Il Doge veneziano. Che storia. Quanti anni sono passati, madonna. Pensa che su un video di Worms c'è un momento dove praticamente ho urlato forte e sento mio papà che mi dice parla più piano e là sì, è stata un po' dura, diciamo, perché sulle piccole cose, però vabbè, insomma, cos'è, non voglio rendere la live triste, dai, pensiamo ad altro. Io sono il commento veneziano, ai tuoi ordini, maestro. Però vabbè, i cumendiani, lo zoccolo duro dei cumendiani non esistono iscritti come i miei, questo lo dico assolutamente. Anche Edward non ho più sentito, non ha più fatto video Edward, peccato. Insomma, noi siamo nati, io, Edward, Sab, La Piada, Mortes. Parliamo di... cioè era 2010-2011 forse, era 2011 forse. No, in NBA non penso. Sì, Paul, sì, sì. È così purtroppo la vita, anche questo. La schiena, insomma, praticamente ha fatto i raggi, è un problemino a due spazi di scarico, c'è scritto che praticamente si sono un po' schiacciati e quindi mi porta dolore alla gamba, soveccio, ormai la corsa mi ha portato a questo. Vedrò come sistemare. Torno a lavoro giovedì. A Strasburgo siamo arrivati. Oh, bene. Eravamo un bel gruppo, sì, è vero. Ci divertivamo a sbrega su Shogun. Ma era un altro youtuber, un altro modo, erano più piccoli anche, meno impegni. Oh, siamo arrivati. Madonna. La intro. Io non capisco perché hanno perso i diritti con Zapata. Hanno perso i diritti la Logitech delle vocine perché ciao proprio. Oh, ti piscio addosso solo a pensarci. Aspetta che scopro qua lo Scania. Ci è durato più sto viaggio, è vero. Ok. Sì, su Formula 1 andava bene, Edward, mi ricordo. Però purtroppo ha smesso la Formula 1 più bella del 16. Pietro Rita comanda veneziano. Ciao Pietro. E ciao Rita. L'altro video di Worms. Però senza la vocina. Cioè, Worms senza vocina è come una donna senza pompe. Cioè, non ha senso. Ok. Arrivati. Eccellente. Bello, 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 bello. Ok.
Adesso gestione aziendale, cambiamo camion. Cambiamo camion. Eh sì, Poleman è qualcosa. Ma Poleman è un uomo che ha scritto pagine devastanti. A Lennart quindi va senza lavoro, Lennart. Ok. Lennart senza lavoro. Hai ragione Pippo. Oh, eccolo qua ragazzi, guardate ragazzi il DAF del Cume, cioè qualcosa di epicus. Vabbè, aspetta un attimo, però abbiamo senza lavoro Lennart. Allora no. Allora, Lennart. Dove sei Lennart? Ah, Lennart ha preso... ok, però cazzo, aspetta un attimo. Ecco la cagata. Allora, Amsterdam... vedi l'errore? No, 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 adesso risolvo. Allora, Parigi, vedi, ci sono io a Parigi. Allora, il DAF lo trasferisco qua. Perfetto. Vediamo se ci siamo. Allora, ad Amsterdam. No, aspetta, cazzo, non mi ricordo più che cazzo devo fare. No, non così. Scusate un attimo. Gestione autisti, marchetto. Trasferisci. Qua. Ok. Ciao Alberto Batrams. Benissimo. Poi, camion. Il Renault Magnum. Non va bene ad Amsterdam. Trasferisci. Qua c'è il cesso, c'è il cesso di merda, qua la mettiamo qua. E Lennart, la merda umana di Lennart, ok, trasferisci qua, ok. Allora adesso faccio vedere una cosa, l'autista, guardate cosa ho fatto, gestione garage. Allora a Londra abbiamo tutti questi con un po' di puttanoni anche al seguito. Eccoli qua. Ho scelto i Mercedes per Londra, ho messo livrea Regno Unito, scozzese, irlandese, inglese, inglese. Poi in Olanda abbiamo messo il Cume qua col DAF, poi altri DAF diversi. A Venezia intanto c'è la zoccola che si tromba questi due qua, tre Iveco di merda, devo comprare quelli nuovi. A Göteborg. Sì. Ecco, in Svezia ho messo solo i puttanoni, a parte sto stronzo qua, e c'ho quello della Siga, la bandiera svedese, quello che abbiamo visto vichingo norvegese, un finlandese e un altro svedese, e a Parigi abbiamo la merda umana di Lennart e la puttana brutta francese. Ok, 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 ok. Ci siamo. Allora, salviamo. Cioè, guarda che daff ignorante. Allora, offerta di lavoro. Allora, siamo ad Amsterdam. Enna, mi pare un po' lungo. Potremmo andare al nord. No, Cambridge anche no. Tuk, beh, no, ma Dresda, peccato, però ci stava il Tuk. Che Dresda, però andiamo a Dresda, dai. Così ci vediamo quella della Tuk, perfetto. Cioè, guardate ragazzi, c'è tutto arancio, orange, pallina da tennis, Olanda e ciao. Un po' ignorante, ma mi piacciono le cose ignoranti. Allora, questi quanti chilometri? Aspetta un attimo. No. Ma allora, allora fuel per 22,60. 4.378 km abbiamo, così tanti ne abbiamo fatti. Aspetta un attimo, controlliamo se sono veri perché hanno lavorato allora. Allora, il DAF Cume Indiana. Eh sì, 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 senza percorso a carico 4.093,85. Eh sì, madonna, bravi. Mm,
Sì, sì, mi ricorda questa. Buono. Questo, cioè, guardateli. Cioè, questo è un camion veramente per gente. Vediamo se c'è tutto. Ok, 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 ok. Cioè, guardatelo, guardatelo. C'è una roba che va al di là, sinceramente. Ok. Perfetto. Ah, ok, ok, sto prenderci il carico. Qua passiamo dritti. È un albero di Natale. Sì. No, adesso subito fottona col tuc. Invio. Lavoro autonomo. Tuc. I crackers. Andiamo a portare crackers a Dresda. Il ritorno delle Champions impossibili non credo. Non lo so, sinceramente. Ok. Ci siamo? Appena usciamo in una zona un po' più bella facciamo. Vediamo. Lo facciamo in centro città. Camion super kitsch, sì. Ok. Speriamo la Pantera. Speriamo, cazzo. Allora, fuel 1620, scala in giù. 1619, ok. La TUC fallisce. Oddio, la TUC fallisce. Oh, è lungo anche questo però, cazzo. Tutti viaggi lunghi oggi. 47. Beh, 4300 km a sto camion, è comunque abbastanza tranquillo anche questo, insomma. Ok. No, non odio nessuno, odio solo la Tori che non me la dà. Ciao Gabriele Marchi. Cioè, sto camion della. Adesso devo fare la foto, anche devo ricordare. Devo ricordarmi della foto. Ok. Guarda che non devo passare col rosso sempre e comunque. Allora, vediamo, devo arrivare entro a Dresda. Giovedì alle 16:52. Vabbè, cioè, dovrei farcene, insomma. Regolo 2 sorpasso a destra. Salviamo. Cioè, questo pesa di meno, penso. Cioè, andiamo molto più tranquilli. Cioè, 10 tonnellate con che si sbagliano di crackers. L'incidente tragico. Sì, noi facciamo di tutto, noi siamo così, ragazzi. Prendere o lasciare, adesso per leggere la cazzo di chat. Mamma mia. Fatalità, anche qua c'ho il Star Wars come, insomma, accessorio sul volante. Non esiste precedente. Quanto mi diverto. Occhio, io suono.
Guidare col telefono. Ecco, spostati, Arezzo, rimminchia. Vedi. Grazie VIP. Quanto si diverte Polema solo perché è un big del fantacalcio, perché ha copiato la mia squadra, ha copiato, tutti uguali. No, insomma, il prossimo anno asta. E Belotti, e Dzeko, che sì. Non va bene. Non va bene. Comunque ci saranno 5 cambi per gennaio, mi raccomando, cerchiamo di non fare squadre uguali, cazzo. Perché è tutta colpa di Paul, perché Paul è così. Paul è questo, signori. È un uomo che pur di vincere venderebbe tutto, anche il suo corpo. C'è la Nutella sul camion, perché questo qua praticamente fa i giochini erotici con la Nutella, con le olandesine. Come bugiardo. No, diciamo dai. No, però, io ho visto un po' le altre formazioni. Quella che si avvicina più alla mia, per esempio, è proprio quella di Paul. Ma è un caso, chiaramente. Anzi, l'hai postata anche prima tu la squadra, quindi. Ai. Allora, vediamo un attimo. Sì, beh, Paul è un grande. No, a parte gli scherzi, Paul è veramente un grande. Voglio titolare una via, Paul Heyman Guys. Via Paul Heyman Guys. Paul Copione. Paul non mentire. Paul puttano. Paul è più famoso di tutto YouTube. Paul, ma perché non ti crei un cazzo di canale? Il canale di Paul Heyman. Oh Paul, mi raccomando, era il 2 ottobre, ti voglio carico. Se qualcuno è arrivato adesso, FIFA per PC, Pro Club, se volete entrare in squadra, ben volentieri. Cosa fai a gennaio? Mi compri tutta la squadra come la mia? Ciao Damiano. Ragazzi, più che altro invado la corsia, anche perché se devo leggere le vostre cagate è chiaro che devo assolutamente. Cioè che sbaglio il corsia. Potresti fare video hard, Paul, non so, tipo. Tu che ti tocchi, io che ne so, insomma, cose un po' così, Paul. Adesso non andare sul personale, Paul, grazie. 5 cambi, ragazzi, 5 fottutissimi cambi. E li dovete vendere, vabbè, ora di gennaio, vi spiego tutto. Però speriamo a gennaio di diversificare ancora di più le squadre, cazzo. Questo è il consiglio che do, poi uno chiaramente può prendere quello che vuole. Il prossimo anno facciamo l'asta, quindi tutti su Skype, vaffanculo. Cioè, però più diversi sono meglio, anche perché alla fine, soprattutto a chi è dietro, e chissà che magari sia anche io dietro, perché alla fine finora non è proprio partita bene la stagione. Avere la stessa squadra non conviene, devi scommettere e pregare, perché metti tutti quanti abbiamo Dzeko e Belotti, metti. Chi è primo ha più, diciamo, l'idea di tenerseli, ma chi invece è dietro deve cercare di cambiare nella speranza che l'altro possa fallire e l'acquisto nuovo invece far bene. È tutto un casino, è duro, comunque un bel fantacalcio, alla fine siamo riusciti a farlo bene, poi grazie al programma che posso mettere le differenze in casa trasferta, che robe là, diventa molto emozionante. Cioè non sai mai come può finire la partita. Tranquillo, beh, c'è che il prossimo anno.
E che ho visto che tanti hanno preso giocatori del Milan comunque sul Fantasy. Ciao, sono tutti milanisti o boh, perché tanti hanno preso, che sì, l'hanno preso quasi tutti, cazzo. Dybala deve smettere di segnare. Dybala è un mostro, cioè, mamma mia, in Serie A è decisivo, cioè. Purtroppo il campionato non è che c'è sto granché, un giocatore come Dybala in Serie A, cioè 15 anni fa segnava 10 gol in tutta la stagione, adesso li fa in 6 partite. Sì, che sì è forte, però ha fatto schifo con la Sampdoria purtroppo. Ok. Beh, che sì è così purtroppo. Poi anche il modificatore, a volte è utile il modificatore della difesa, ti può dare tanti punti se è una bella difesa, infatti bisogna puntare anche su una difesa forte. Però Conti si è rotto, ora che sfiga, veramente. Se penso alla sfiga che ha avuto il Milan sto anno, è pauroso. Io sono pentito di non aver preso uno tra Mertens e Dybala, sinceramente, perché segnano come dei porci, porca puttana. Ciao Rius. Buon giocatore. Beh, se arriva non mi dispiace, Yankto. Con questo viaggetto finiamo la diretta, mancano 500 km. Dybala però Dybala si fermerà comunque, non può continuare così. Simeone, ho fatto la scommessa a Simeone, finora non la sto vincendo la scommessa Giovanni purtroppo. Vabbè. No, non posso Paul, anche perché non posso stare proprio troppo seduto. La Madonna è un po' cara. Dai, vai, su, mamma mia, in salita fa schifo sto camion. Sì, l'ho guardato la MotoGP, ho fatto il massimo Rossi, ma ormai Marquez che mi piaceva tanto come pilota, ma dopo la porcata di 2 anni fa non lo sopporto più. Ciao Francesco Messina. Ok. Ciao Mattia M. E così, bella giornata comunque qui per le strade tedesche barra olandesi. Viaggio per il momento tranquillo. Sì, Rossi ha fatto numeri, se poi penso a Biagi, Poretto che l'ho visto,
Sembra invecchiato di 20 anni, ha preso una bella bomba, c'ha i polmoni un punto delicato, basta, ha finito con la moto, con tutto. Invece Rossi non ha paura di niente, continua ad andare avanti così, non so per quanto ancora. Proprio quello una famiglia non ce la vuole fare, cioè, l'unica sua passione sono le moto. Pronostico Milan-Roma, Milan 0, Roma 15. Ciao Michael Lupi. Mancano ancora 440 km all'arrivo a Dresda per portare sti tuk. Heyman! Ah no, Hellman, ma dove sembra proprio Heyman! Oddio! Oddio! Pazzesco. Ecco, c'è Luke Oil, forse anche questo non è originale, però boh. Magari. Biasi, proprio invecchiato male. C'è stato un brutto incidente, ragazzi, si è rischiato, Come tu mi vedi ovunque. Sono ossessionato da Paul. Ah, Lucoli originale, ok, era solo la Francia, ok, grazie per la confermazione, non me ne intendo, ragazzi, io. Ai, ai, ai. Messaggino al telefono. No, che cazzo. Io voglio Poleiman che deve attraversare la strada Poleiman, così lo butto sotto. Mamma mia, per guardare qua. Oma. No, CMA, scusa, Oma, ciao. Torno in live in questi giorni, spero con Fly Simulator. No? Miracolo. Col Tom Cruise Control. Vai. Dai, ti voglio bene, Pollo, sai. Mi sono fatto un viaggio, 2000 km praticamente oggi ho fatto. Sì, salvataggio Epicus. Sì, sì, la sto portando Pro Cycling, la sto portando. Tra poco, ragazzi, mi fermo in autostrada e di blocco per fare la fotuzza, Non si può non fare la foto con il rabo della Tuc. Ciao. Allora. Perfetto. Vai, se magari passate. Grazie. Siamo alle foto. Perché non va? Oh. Ok. Devo fare la foto, porca puttana. Ok. Perfetto, ciao.
Ma che cazzo? Ok. E ok, a posto. Vai. Certo che devo fare la foto, scusa, stiamo scherzando. Notte ragazzi. Sì, porto FIFA con la carriera, col Venice e per chi ha FIFA per PC Pro Club insieme, se volete, c'è posto in squadra. Perfetto. Sì, diciamo che le big offrono contratti, però basta non accettarli, insomma, se proprio vuoi partire dal basso per più stagioni. Ma io di solito gioco di sera per il Pro Club, però, cioè, nel senso, ci possiamo sentire un po' quando vuoi, sicuramente fino alle 5 di pomeriggio no. Sarebbe meglio di sera più sul tardi, però se ci sei, cioè se non puoi, tipo tardi perché vai a scuola o lavori, che adesso non mi ricordo, vecchio mio, ci sentiamo anche prima, insomma, che a quest'ora qua, alle 9. L'importante è che alleni bene il tuo giocatore perché dobbiamo scalare le classifiche su PC, è un po' più semplice che siamo in meno e dobbiamo vincere tutto. Ok. Va bene, Paul, perfetto. Hai ragione, Alice Beck, hai ragione, Padovano. Sono un po' rincoglionito, dai, ma mi volete bene lo stesso, lo so. Ah. Ok, 250 km, ormai siamo quasi arrivati a Dresda. Però due bei viaggi, anche i paesaggi mi sono piaciuti. Anch'io ti amo, vecchia. Però si sente la mancanza di una donna alla destra, eh? Ciao, Giulio Vitali. Grazie, io sono il commenda Venezia. Mi gasa troppo sto nome. Quanti soldini che mi stanno regalando i nostri amici. Adesso per un po' non compro più camion perché voglio accumulare un po' di money. Dopo, sì, quando salgo di livello prendo lo Scania migliore, qualche altro camion, però ne ho già veramente tanti. Dai, Vecious. Ok. Occhio, mamma mia, per leggere qua Paul Heyman. Paul Heyman è l'ossessione della vita, figlio. Questo è Paul. Un'ossessione meravigliosa. Grande Cume. Il Cume 2, figlio.
Grazie Stefano, è troppo buono, troppo buono. 190 km. Che bello avere sempre lo zoccolo duro. Grande Pippo. No, problema, devo arrivare integro. Vediamo come sta il cambio, come me l'hanno ridotto i miei amici. No, sono bravi, il computer è bravo, non fa danni. Peccato non poter vedere i propri camion viaggiare per il mondo, questa è la pecca più grande secondo me. Grande vecchio. Me lo godo. Ok. Ma sì, io guido contromano perché devo leggere i messaggi, perché cazzeggio alla grande. Il tramonto tedesco è bellissimo in questi mezzo ai pini e agli alberelli. E Gesboro, sempre e comunque. La nostra virgola. La virgola veneziana. Comunque 20 come indiani che a quest'ora su un video di Eurotrack, su una live così, in un giorno curioso di settembre. Sono queste le cose che rendono la vita migliore. E che stiamo portando a che? Ciao, ciao, Josuo. Ciao vecchio. Oh, adesso bisogna superare sto stronzo. Mamma mia, tratta di culo. Che beffe, il camioncino della Tuk però è una roba meravigliosa. Però stiamo andando a 109 qua in mezzo alla campagna tedesca. Ok, un cume con arroganza, abbiamo superato il camion. Siamo partiti di notte in un lunedì strano e arriviamo di mercoledì notte. No, eccola qua, eccolo. No, salvato, che culo, mamma che rischio, mamma che rischio. Ah, chi è? Mi va a giocare Zero Track, sì, proprio vecchio devo scaricare la patch, cioè la mod online. Se no è un po' dure, è un po' dure. No! Ma per guardare la chat, ma vaffanculo. Ta morti. No, non ce l'ho la patente. Tu chi è? Ma vaffanculo. Camion con me va bene, fortunatamente di grado. Alberto ride, il buon Alberto se la gode. Vabbè, per un incidente senza problemi, ho fregato, ho fregato. Il cume alla fine ha fregato tutti, perché è un po' porco. Provate la lucetta rossa al neon che illumina il cioè, dai, tanto, dai, diciamo che è ostile per fare i camion, ragazzi, non mi potete dire di no, cioè, mi offendo se no, dai, i camion me li sparo bene, mi spero. Ma che siamo arrivati ormai.
Non vedo un cazzo però. No, sulla destra mi dà dritto però, vabbè, speriamo bene. Dai che ci siamo. Siamo arrivati. I cannoni di sparo. No ragazzi, ne fumo e ne bevo. Guarda che roba, guarda che bello. Mi fai... Ma che cazzo fai lampi, coglione? Io faccio quello che voglio. Vaffanculo, va, camionista, rimbambito. Io tengo gli abbaglianti finché voglio. Li mortacci tua. Ma quanta gente, sta alle 11. Cazzo, vanno a troia sti cameri. La pubblicità della Motta è una cagata pazzesca. Fare il fiorellino arancione. Camion Orange. Chi è? Ok, ok. Bravo, mi piace quando preordini le cose italiane, grande vecchio. Le regole del Cume. Ma nessuno c'è su Formula 1 in PC. Ma tutti quanti su console siete. FIFA console, Formula 1 console. Ma che palle. Mi piace del Cume. E arriviamo anche a Dresda. Ma perché, povero? Perché dovete lavorare, bisogna lavorare. Figa 18, famosissimo gioco. Dresden esplorata. Bene. Arrivati siamo. Che culo, due manovre semplici, quella di prima e quella di adesso. Benissimo. Ottimo. Arrivati. Excellent, excellent, excellent. Livello 19. Ok, qua abbiamo fatto tutto. Cominciamo con carichi fragili. Ok. Ragazzuoli, adesso salvo la puttanone qua che controlla le mie, come si dice, i miei, si fa la mia segretaria. Come cazzo i soldi? Ma per Poli io ti do di più, io ti do il mio cuore. Chi se ne frega dei soldi. Autisti, vediamo la Zaneta. Allora, la puttana, ok. Lennart ancora così. Sono ancora bassi questi per il lungo raggio, perché io comincio sempre dal lungo raggio, poi mi faccio gli altri. Finché tutti non hanno lungo raggio, non compro nessun altro camion, niente di niente, ok. Vediamo qual è il camion che ha più chilometri, curiosità. Non si può vedere da qua. Ah sì. Ammazza! Il Volvone a 39.000 km. Anche il Renault Premium messo bene. Quello che ne ha meno è il Magnum che è l'ultimo. Vabbè, va bene, va bene, va bene. Raga, io vi saluto. Ragazzuoli, io vi saluto, grazie per la live, spero di fare al più presto un'altra live di Eurotrack o di Fly Simulator. Ci sono queste le live del momento, PES per il momento aspetto il 18 perché il 17 mi ha fatto bestemmiare troppo, almeno 18 la grafica figa. E niente ragazzi, un saluto dal Comendone, un saluto a tutti, domani video del Fantacalcio, ricordo sempre che se qualcuno ha prenderà FIFA per PC mi può contattare per Pro Club. E niente, saluto forse anche sulla live. Che aziendona come? Sì, 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 sì. E niente, fioi. Un saluto a tutti e ci becchiamo presto con un'altra diretta comendiana.
E grazie sempre del supporto, come sempre lo zoccolo duro è qualcosa che va al di là di tutto. Ciao Fioi. No, non ti disturbo, non preoccuparti. Ciao ragazzi.